il Capodanno veneziano, una antichissima tradizione riportata in vita in tempi recenti dalla passione dei cittadini della città di Venezia. Trasformata durante l'orario di attività nell'ennesima attrazione turistica, con gli ultimi veneziani che fanno la spesa fotografati come rari esemplari di fauna locale. La pescheria vecchia di Rialto torna per una sera ad essere quello che dovrebbe, un luogo di vita vissuta. Protagonisti gli abitanti della città d'acqua, radunati per il terzo anno di fila dalle associazioni per un momento di festa dai profondi legami con la storia. E continuiamo ancora, pieno di veneziani, c'è volontà, c'è voglia di identità, c'è voglia di eventi così. Speriamo un atteggiamento di più apertura da parte delle istituzioni nei confronti della nostra manifestazione. Siamo orgogliosi di aver creato e sviluppato questa festa. Speriamo che in un prossimo futuro la città reagisca, il comune reagisca e la festa diventi istituzionale e affermata e diventi famosissima. Il Capodanno veneziano, che ai tempi della Serenissima cadeva il 1° di marzo, è tornato ad essere celebrato. Prima da pochi intimi e poi anno dopo anno da un numero sempre crescente di residenti. Tra spettacoli di danza e giocoleria, stand gastronomici coi piatti della tradizione e balli fino a mezzanotte, manca solo il comune a cui le associazioni chiedono un ruolo più attivo nella difesa dei tipici modi di vivere degli abitanti della città. Festa a Venezia per il Capodanno, il Capodanno veneziano, festa a Venezia per gli sportivi del calcio.